che la logistica serve per gestire il flusso delle merci. La più breve definizione della logistica che io do serve per gestire il flusso delle merci, non solo delle merci, ma anche delle informazioni che accompagnano le merci, quelle che stanno sul codice barra. Quindi la gestione dei flussi dall'inizio alla fine, lungo tutto il loro percorso, è la definizione più semplice di logistica, con l'obiettivo di soddisfare il cliente. Siccome la logistica è un servizio che viene fatto di supporto a un'attività, quale attività? Il flusso delle merci. Il risultato della logistica è la soddisfazione del cliente. È obbligatorio. Se fai un servizio, il risultato lo vedi se il cliente è soddisfatto.